Un evento eccezionale, quello che ha colpito Padova. Dalle 5 alle 8 sono scesi più di 100 mm di pioggia, come nel maggio del 2024. Tanta pioggia è scesa in poco tempo anche davanti alla sede della Protezione Civile di Padova, dove è stato aperto il COC, il centro operativo comunale. Le zone più colpite, quella a sud e quella a ovest della città. La zona più colpita dal punto di vista delle piogge è la zona ovest e la zona sud con quantitativi molto importanti. Ed è lì che abbiamo registrato i disagi più grossi, a seconda anche della fragilità dei diversi punti della città. Sono caduti anche degli alberi. Qui siamo alla Sacra Famiglia in via Savona, dove è caduto questo pino marittimo. Altri crolli si sono verificati in via Montepertica, in via Castelfidardo e in corso Irlanda. Nonostante siano passate molte ore dal fortunale che ha colpito la città di Padova, qui a Brusegana in via Santi Sebastiano e Fabiano, è la strada che porta all'aeroporto, l'acqua è ancora molto alta. Manteniamo lo stato d'allerta, anche se le condizioni meteo vanno sul miglioramento, sia per gestire quanto è avvenuto adesso in termini di assistenza e lavori di ripristino, che comunque ci stanno impegnando ancora molto, ma insomma per vedere che non ci siano sorprese dal punto di vista del meteo. Questo è il bacino di laminazione di Brusegana, lo vedete, si è riempito. È una delle opere che il Comune ha messo in atto, ha realizzato per cercare di contrastare questi eventi sempre più estremi. 5 sono i sottopassi che sono stati chiusi in via Madonnina, in via Chioggia, in via Candiana, in via Decorati. In zona Volta Barozzo c'è stato un distaccamento dell'energia elettrica, già ripristinato però in mattinata.